Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Interrogatorio di garanzia domani per il sindaco di Riace. Intanto Lucano è stato sospeso dal prefetto, una vicenda che ha assunto un clamore mediatico senza precedenti e l'ordinanza finisce sul web. E di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente che si è verificato stamattina nei pressi di Montaltuffugo. L'ospedale di Castrovillari rischia la chiusura, l'allarme del consigliere regionale Carlo Guccione che presenta un'interrogazione al governatore Oliverio. Cambio della guardia alla CISL regionale, Paolo Tramonti lascia il posto a Tonino Russo, l'iniziativa che ha sancito il passaggio presenta il segretario nazionale Furlan. Il ministro Toninelli tornerà in Calabria e farà visita al porto di Gioia Tauro, la promessa ad una delegazione di lavoratori che ha incontrato a Reggio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura la vicenda dell'arresto del sindaco di Riace. Domani l'interrogatorio di garanzia per Mimmo Lucano che dopo l'arresto è stato sospeso dal prefetto di Reggio Calabria, una vicenda che ha assunto un clamore mediatico senza precedenti e l'ordinanza finisce sul web. Mimmo Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti, comparirà domani mattina davanti al GIP del Tribunale di Locri per l'interrogatorio di garanzia. Intanto il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, lo ha sospeso dalle sue funzioni di sindaco. Mimmo Lucano è amareggiato e sorpreso, sentimenti che ha espresso al fratello Giuseppe, al quale ha detto «mi hanno messo agli arresti per un reato di umanità». È sempre il fratello a riferire che Mimmo Lucano è comunque fiducioso perché sente di non aver compiuto nulla di particolare che potesse giustificare una limitazione della sua libertà. Il Tribunale del riesame nei prossimi giorni sarà chiamato a pronunciarsi su 2 ricorsi, quello dei difensori di Lucano che chiederanno la revoca degli arresti domiciliari e quello del procuratore di Locri Luigi D'Alessio che aveva chiesto l'arresto di Lucano per altri reati ben più gravi. L'inchiesta della Guardia di Finanza della Procura riguarda infatti l'illecita gestione dei 10 milioni di fondi per l'accoglienza giunti all'Ocri negli ultimi 4 anni, ma il GIP nell'ordinanza parla di gestione magari disordinata, ma nessuno, scrive il giudice per le indagini preliminari, ha intascato €1. Ma il procuratore insiste, sono sempre rispettoso delle decisioni del giudice, ma stiamo redigendo motivi di impugnazione. Il procuratore poi aggiunge che bisogna assolutamente scindere la persona Lucano dall'idea che lui ha posto in essere a Riace e nessuno può passare sopra le norme. Intanto l'ordinanza è finita anche sul web, a pubblicarla sulla propria rivista accessibile a tutti online è Magistratura Democratica e proprio sul web sono numerose le polemiche e le reazioni dopo l'arresto del sindaco considerato un simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione. Ha fatto discutere in particolare il post dell'eurodeputato Lauro Ferrara che solo pochi mesi fa lodava il modello Riace, ma dopo l'arresto del sindaco scrive il fallimento non riguarda solo la figura del sindaco di Riace ma finisce con l'investire tutto il modello di accoglienza che si era costruito e la stessa Laura Ferrara a chiarire la sua posizione. Innanzitutto ci troviamo dinanzi ancora ad una fase embrionale, non siamo di fronte a una sentenza, quindi chiaramente bisogna aspettare il processo, bisogna aspettare i 3 gradi di giudizio prima di poter avere appunto una sentenza definitiva e un quadro della situazione. Abbiamo un'ordinanza del GIP che ho letto personalmente tutte le 130 pagine e io non guardo da spettatrice, è chiaro che non c'entra la politica in questo, è un'inchiesta giudiziaria partita peraltro con il governo precedente al nostro e dunque ecco, non possiamo fare altro che aspettare l'esito della magistratura. Personalmente sono stata a Riace diversi mesi fa e ho trovato una gran bella situazione, una comunità, una vera e propria solidarietà, cosa purtroppo rara di questi tempi. Ho trovato una vera e propria inclusione sociale, ho trovato ecco, dei bei sentimenti. È chiaro che con tutti i se e quindi con tutti i condizionali del caso, qualora il sindaco non avesse rispettato la legge, a mio avviso non si può dire lo ha fatto a fin di bene e allora
ecco, che si passi sopra, ecco, affrontare il tema che già di per sé è molto delicato in questo modo equivarrebbe a sminuirlo al rango di tifoseria. Io ieri proprio sui social, Facebook, ho visto che si è creato un vero e proprio derby tra chi era pro e chi era contro incondizionatamente, senza magari neanche conoscere la situazione di Riace. C'era chi si schierava contro o viceversa chi si schierava a favore incondizionatamente a qualsiasi costo. Ecco, non si può sposare un modello di questo tipo perché a mio avviso si creerebbe un meccanismo del tutto pericoloso, ognuno in base al proprio concetto del fin di bene, a fin di bene l'ho fatto. Ognuno con le proprie motivazioni si sentirebbe libero di violare la legge e di fare ciò che più ritiene opportuno. Avendo conosciuto il sindaco Lucano ed essendo stata lì, non mi pare che lì ci sia una vicenda di arricchimento personale, non mi pare che lì ci sia una questione di business. Mi sembra più che altro che in nome di principi e di umanità si sia deciso di essere, come il sindaco stesso si è definito, fuori legge e di sfidare tutte le procedure amministrative e normative che invece la legge impone. È chiaro che è una sua scelta, poi lì, qualora, ripeto, le indagini della magistratura dovessero confermare le ipotesi accusatorie, è chiaro che lì poi ognuno deve prendersi le responsabilità delle proprie azioni e delle proprie scelte. Intanto il governatore Oliverio difende Mimmo Lucano. Sono sicura, ha detto, che saprà dimostrare la sua innocenza e tutto si risolverà in una bolla di sapone. Bisogna approfondire le ragioni, le motivazioni che sono alla base di questo provvedimento. Io non conosco in modo approfondito, se non per quanto ho avuto modo di apprendere dalla stampa, tuttavia conosco Lucano. Conosco un uomo che ha speso se stesso per una causa alta, nobile, che è quella dell'accoglienza. Conosco un uomo che io ritengo una persona onesta, che vive in una condizione umile, una persona semplice, un uomo che grazie a questa politica di accoglienza ha fatto di Riace un borgo che era svuotato, un borgo vitale. Lucano rappresenta la Calabria positiva, rappresenta la Calabria accogliente, rappresenta la Calabria che esprime i suoi valori, i valori che ha nel suo DNA, e quindi difendere Lucano significa difendere questi valori. Incidente mortale questa mattina nel Cosentino, nei pressi di Montalto Ufugo, a perdere la vita un uomo di 69 anni. L'auto ribaltata è quella di Angelo Morelli, 69enne di Montalto Ufugo, è morto sul colpo nell'impatto avvenuto sulla strada provinciale 102 che collega Pianette di Montalto e Lattarico, in provincia di Cosenza. Lo scontro frontale tra la vecchia Panda di Morelli e una Fiat Punto ha causato anche il ferimento della donna che era al volante dell'utilitaria e il figlioletto che viaggiava sul seggiolino. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Per Morelli non c'è stato nulla da fare, mentre 2 feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale a Cosenza. Le loro condizioni, però, non sarebbero gravi. L'allarme lanciato dal consigliere regionale Carlo Guccione, che dice l'ospedale di Castrovillari rischia la chiusura. L'ospedale di Castrovillari rischia di chiudere. È l'allarme lanciato dal consigliere regionale Carlo Guccione, che ha presentato un'interrogazione al governatore Oliverio. Guccione spiega che su 226 posti letto per acuti previsti dal decreto commissariale della rete ospedaliera calabrese, all'ospedale Spock di Castrovillari ne sono attivi 93. Adesso il rischio, sottolinea il consigliere regionale, che nonostante l'abnegazione del personale medico e paramedico dell'ospedale Ferrari vengano sospese tutte le attività ospedaliere, visto che verrebbero meno i requisiti di legge previsti dalla normativa a garanzia della salute e della sicurezza dei cittadini. Guccione nei giorni scorsi ha effettuato una visita ispettiva nel nosocomio della città del Pollino e quello che è emerso evidenzia è un quadro desolante. E così Carlo Guccione, nell'interrogazione ad Oliverio, chiede quali misure intende adottare per rilanciare l'ospedale Spock di Castrovillari, dove tra l'altro ci sono 4 sale operatorie che da 10 anni attendono di essere utilizzate, nonostante siano state più volte inaugurate.
inaugurate. Al momento viene utilizzata, rispettando una turnazione, una sola sala operatoria e resta chiuso il reparto di ortopedia e traumatologia, pur essendoci 20 posti letto e un primario. È grave che a disattendere le norme in materia sanitaria siano proprio le istituzioni pubbliche ed è ancora più grave, spiega ancora il consigliere regionale, che questo avvenga in un settore dove è in gioco la salute e la vita dei cittadini. Il presidio ospedaliero avrebbe tutte le carte in regola per diventare un centro avanzato con prestazioni di eccellenza in un'area importante e nevralgica della provincia di Cosenza. Invece oggi mancherebbero i requisiti organizzativi e di sicurezza del presidio ospedaliero. Non è più tempo di scontri che si protraggono almeno da 4 anni tra l'ufficio del commissario e la regione Calabria, conclude Guccione. È tempo di dare risposte ai cittadini. Nel prossimo servizio invece i problemi del 118 di Cosenza. Gianluca Pasqua, sentiamo. Mario Balzanelli è il presidente nazionale della Società Italiana Sistemi 118. Il suo intervento è stato uno dei più apprezzati del master di secondo livello in medicina di emergenza-urgenza in corso all'Unical. Durante la lezione ha ricevuto la visita del direttore dell'ASP di Cosenza, Raffaele Mauro, un breve scambio di battute tra i due e poi, al momento di lasciare l'aula, l'incontro con un medico del 118 che vi mostriamo. Noi non abbiamo malattia, non abbiamo gravidanza, non abbiamo ferie strutturate, dobbiamo metterci d'accordo con i colleghi per cercare di avere anche noi, rispondere alle esigenze della quotidianità e della famiglia. Questo volevo significarle. Se andiamo tutti in questa direzione, allora già veramente facciamo sacrifici enormi, però se tutti quanti andiamo in questa direzione, i nostri sacrifici li faremmo anche più volentieri di quanto facciamo. Un confronto vivace ma corretto, quel contraddittorio che probabilmente ogni medico vorrebbe avere per comunicare il proprio disagio e chiedere soluzioni. Dal direttore la massima comprensione, la disponibilità a farsi portavoce con la regione. Convengo con quello che dice la collega del 118 e comunque devo precisare che gli aspetti legislativi non afferiscono certamente alla direzione generale dell'ASP, pur se la direzione generale dell'ASP ha affrontato il problema nelle sedi deputate e c'è in progetto una normativa che porta alla stabilizzazione e al recupero di un rapporto di lavoro diverso da quello libero professionale, cioè la dipendenza per il personale a convenzione e per il personale al 118. Questo è un discorso che è abbastanza avanti a livello regionale, che è stato posto anche dal legislatore nazionale quando ha affrontato il problema della stabilizzazione dei precari e del superamento del precariato, per cui ritengo che si va in questa direzione e l'obiettivo auspicato dalla collega non dovrebbe tardare ad essere raggiunto. Parliamo adesso di sindacato, cambio della guardia alla CISL regionale. Paolo Tramonti lascia il posto a Tonino Russo. È Tonino Russo il nuovo segretario regionale della CISL. L'elezione formale nel corso del Consiglio generale del sindacato oggi a Lamezia Terme. Russo, già segretario provinciale di Cosenza, evidenzia come in Calabria il lavoro sia emergenza costante. Il lavoro che manca e la qualità anche del lavoro, quel poco che c'è, è un lavoro fortemente precarizzato, per cui c'è un grande lavoro da fare. Ci auguriamo in sinergia anche con le istituzioni locali per vedere come da un lato incoraggiare la crescita, che è quello che ci vuole in un territorio come questo, che attiri nuovi investimenti pubblici e privati. Quello che non serve è l'assistenza. L'assistenza, ahimè, è quello che ha governato purtroppo questo territorio per tanti anni e i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Russo subentra Paolo Tramonti, che ricoprirà incarico nazionale a Roma. Alla Lamezia il segretario nazionale ad evidenziare la continuità all'interno del gruppo dirigente. Rinnoviamo il gruppo dirigente, il segretario uscente Paolo ricoprirà un importante ruolo nella bilateralità a livello
nazionale, e Tonino viene eletto segretario generale della CISL della Calabria. Continuità nella linea dell'organizzazione, capacità di rinnovare il gruppo dirigente. Occasione l'Assise calabrese per lanciare un messaggio al governo. Per l'Italia è fondamentale stare nell'Europa, stare nell'euro, un'Europa che giustamente vogliamo cambiare. Deve essere l'Europa che mette al centro il lavoro e quindi gli investimenti. Lo stesso vale per la politica italiana. La prossima legge finanziaria dovrà assolutamente mettere in evidenza la voglia, la volontà di far crescere il Paese. Il ministro Toninelli tornerà in Calabria e farà visita al porto di Gioia Tauro, la promessa fatta ad una delegazione di lavoratori che ha incontrato a Reggio Calabria. La notizia di quelle che risultano positive soprattutto per un territorio depresso economicamente come quello della piana di Gioia Tauro. Si tratta dell'annunciata visita del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, che presto dovrebbe essere nello scalo gioiese. La comunicazione nasce proprio dalla recente visita del ministro a Reggio Calabria, dove ha incontrato una delegazione sindacale dell'Orsa Marittimi per affrontare la problematica Liberty Lines, la società presente nel porto e che intende licenziare 80 lavoratori marittimi e amministrativi. Nel corso dell'incontro ha annunciato, tra gli altri argomenti affrontati, la sua visita a Gioia Tauro per toccare con mano le varie emergenze e capire come uscirne. L'arrivo del ministro Toninelli rimette al centro la problematica del porto di Gioia Tauro, afflitto da troppo tempo da emergenze non affrontate col giusto piglio, dossier aperti ma mai definiti, a cominciare dall'Agenzia di somministrazione del lavoro portuale, creata ad hoc dall'ex governo, che dovrebbe collocare i 377 operatori licenziati da MCT, ma che ancora non è riuscita a sistemare un solo lavoratore licenziato. E poi l'altro dossier caldo riguarda il destino dell'autorità portuale di Gioia, commissariata già da parecchio tempo. L'autority portuale calabrese non si capisce la fine che farà, in particolare dopo il passo indietro del Ministero delle Infrastrutture, che ha fatto saltare l'integrazione di sistema di Gioia Tauro ai porti siciliani di Messina e Milazzo. Purtroppo, ha dichiarato il ministro Toninelli, ho ereditato un ministero con tantissimi dossier aperti e praticamente tutti gestiti molto male. Faremo un piano nazionale della portualità, ha aggiunto Toninelli, e metteremo finalmente nuove regole certe anche sulle concessioni. Torniamo alla cronaca con i nostri 100 secondi. Scuole ancora chiuse domani a Catanzaro. Il sindaco infatti, alla luce di una nuova allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per tutta la giornata di domani, indicando un livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire un pericolo per l'incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio, ha disposto l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Leoluca Lobianco, 47 anni, e il fratello Antonio, arrestati per sequestro di persone, lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e minacce. Nell'interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP del Tribunale di Vibo, i due arrestati sono comparsi a seguito del brutale pestaggio di una donna quarantenne, compagna di Leoluca Lobianco, che sarebbe stata imbavagliata, legata a mani e polsi e scaraventata in un furgone per poi essere incatenata in un magazzino e qui picchiata con pugni, calci e bastoni di ferro. Incidente stradale sulla 280 direzione Lamezia Terme in prossimità dello svincolo di Marcellinara. Per causa in corso di accertamento, il conducente di una Volkswagen Polo ha perso il controllo urtando violentemente contro il guardrail. L'uomo è rimasto ferito. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata al largo della costa sud-occidentale della Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità ed epicentro a 12 km da Palmi. Un ordigno bellico inesploso è stato rinvenuto in un terreno agricolo in località di Contrada Chiuse del comune di Firmo, nel Cosentino. Fino al termine delle operazioni di disinnesco l'area è stata interdetta per un raggio di 500 metri dal punto di rilevamento della bomba. Dopo anni di attese e di precarietà, 6 lavoratori socialmente utili sono stati stabilizzati dal municipio di Taurianova.
Una volta tanto una buona notizia che tocca una delle emergenze della Calabria, l'occupazione. L'annuncio arriva da Taurianova, dove dei 35 ex LSU LPU l'ente ne assumerà a tempo indeterminato 10 nel corso del triennio 2018-2020. Malgrado la situazione di dissesto, siamo riusciti attraverso l'applicazione della norma ministeriale a ottimizzare le risorse comunali per consentire la stabilizzazione di un buon numero di lavoratori socialmente utili che da oltre 20 anni sono in una condizione di precariato. La disposizione della giunta comunale è maturata a seguito di varie consultazioni con i lavoratori e i rappresentanti sindacali allo scopo di intraprendere un percorso di superamento del precariato presente nell'ente, nel rispetto delle norme introdotte dal legislatore. L'esecutivo del sindaco Scionti ha dunque inteso impegnare nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018 e 2020 alle assunzioni una somma poco al di sopra del 50% del totale delle risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Calabria e finalizzate alle spese di contrattualizzazione del personale già LSU-LPU. L'arte come veicolo di inclusione, a Cosenza in scena Diversarte. Le differenze che sul palco creano armonia, lo spettacolo che è danza, musica, moda e pittura nell'iniziativa Diversarte in scena a Cosenza, un progetto a cui l'associazione Studio Armonica ha lavorato a lungo partendo da un concetto semplice, a volte scontato, e cioè l'arte come veicolo di inclusione. Una serata ricca di arte a 360 gradi, dalla danza al canto, alle sfilate di moda, alla pittura, proprio perché vogliamo veicolare così quanto le discipline artistiche siano importanti per l'inclusione sociale. Ad emozionare il pubblico la storia di Francesca Pecora, 21 anni, e della mamma Maria Loredana Ambrosio, neolaureata in comunicazione all'Unica lo scorso 19 luglio. Francesca è una ragazza speciale e il suo coraggio, come quello della mamma, ha avuto l'attenzione dei media nazionali. I muri si possono sfondare, si possono abbattere e le porte si possono aprire. Dobbiamo crederci, sempre rimanendo quelli che siamo. Nel foyer dell'Auditorium Unguarasci, esposte le opere su tela di Carmelo Perri, la serata è stata presentata da Barbara Marchio. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La circolazione ciclonica instauratasi sul Mediterraneo centrale tra il canale di Sardegna e il canale di Sicilia distribuirà maltempo sulle isole maggiori e sul meridione d'Italia, in modo particolare sui settori ionici. Diamo ora uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani nuvoloso o molto nuvoloso sui settori ionici con piogge e temporali, fenomeni che potrebbero localmente assumere carattere di forte intensità. Sulle rimanenti aree interne e tirreniche avremo cielo parzialmente nuvoloso con schiarite alternate da nuvolamenti localmente intensi, associati a piogge tra deboli e moderate. Temperatura stazionaria. Passiamo ora allo stato di mari e venti. Domani venti moderati dai quadranti orientali ovunque, con mare generalmente mosso lo Ionio e l'Alto Tirreno, poco mosso il settore tirrenico centro-meridionale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. E grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.